Quest'estate fortunatamente ci sarà anche l'Olimpiade di Tokyo, rimandata l'anno scorso. È arrivato proprio qualche settimana fa anche il nulla osta definitivo, una notizia che aspettavate. Siete rimasti un po' fino all'ultimo in balia anche delle decisioni che venivano prese a livello internazionale, perché davvero la pandemia sembrava mettere in crisi anche questo rinvio ulteriore della manifestazione olimpica, e invece ci siamo. Questo mette in moto tutta una serie di conseguenze accadute anche a livello nazionale, a livello regionale, e quindi soddisfatti di questo inizio di Olimpiade. Ma guardi, certamente sì, credo che questa situazione, l'importanza di questa assegnazione non sia solo un motivo di onore per noi a livello regionale, ma soprattutto a livello nazionale, a livello italiano. Certo, consideriamo che il Veneto è una delle prime, se non la prima regione in Italia per l'attività sportiva e per tutto quello che muove, quindi insomma noi cercheremo di essere all'altezza della situazione, questo è indiscutibile. Ci stiamo già ovviamente coordinando con delle riunioni, proprio perché da un punto di vista operativo l'unione, si dice, fa la forza, quindi la sinergia è assolutamente necessaria. Saremo all'altezza comunque, questo non c'è dubbio. Assolutamente sì, assolutamente sì. Ecco, una domanda che mi è capitato spesso di porre ai miei ospiti nell'ambito sportivo nei mesi scorsi, insomma è una domanda che viene spontanea, insomma, dopo tutti questi mesi di stop, di sofferenza anche per il mondo sportivo, come ne esce il comparto, insomma, adesso che finalmente abbiamo riaperto? Ieri dicevamo hanno riaperto anche le piscine al chiuso, tutte le palestre, quindi diciamo è una riapertura a 360 gradi, ma qual è il futuro dello sport? Sì, questa è un'ottimissima domanda, peraltro anche molto attuale. Devo dire che c'è stata grandissima sofferenza, questo è stato sotto gli occhi di tutti, è arcinota. Il dato è di circa il 56% delle associazioni sono rimaste chiuse, l'8% aveva dichiarato che non avrebbe riaperto. Comunque alla fine tutto lo sport ha assolutamente reagito, sta cercando di reagire bene, guardando al futuro. Certo, le penalizzazioni per tutte le attività note che sono rimaste chiuse sono state veramente forti. Molte associazioni anche della nostra regione veramente sono state al collasso, e quindi insomma stanno cercando con grandi sacrifici e impegno di poter riprendere alla grande l'attività. Devo anche dire che insomma contiamo molto sul fatto che i ristori, i sostegni concreti ci siano, perché veramente si dice tutto fa brodo, ma ce n'è un grande bisogno. A parte il fatto che c'è da evidenziare che l'attività sportiva, da un punto di vista proprio dello sviluppo e della crescita di una società che sia sana, è una cosa fondamentale. Quindi l'attività sportiva, che sia a livello agonistico, che sia a livello amatoriale, che sia a livello ludico, ha di per sé una valenza nella stabilità di una società che è inequivocabile e indiscutibile, quindi tutte le forze politiche di questo devono assolutamente prendere veramente coscienza, senza sottovalutare minimamente questo aspetto. Ecco, io da presidente anche di federazione posso segnalare che anche nel nostro ambiente sportivo equestre siamo stati noi un po' più fortunati, perché all'aria aperta non abbiamo avuto grosse difficoltà, però la richiesta delle famiglie, le segnalazioni anche dei disagi psicologici dei giovani, dei ragazzi, anche degli adulti, dovute a queste restrizioni, a queste limitazioni, insomma non possono assolutamente essere trascurate, quindi massimo sostegno allo sport. Anche perché qualche settimana fa abbiamo avuto ospite in trasmissione il delegato provinciale invece del CONI, Stefano Gnesato, che ci ha sottolineato come molte associazioni non abbiano ricevuto sostegni adeguati anche dal governo in occasione, diciamo, dei cosiddetti ristori. Quindi effettivamente ci potrebbe essere un rischio per molte ASD, quindi associazioni dilettantistiche sportive, anche di una eventuale ripartenza, nonostante le condizioni sanitarie lo permettano, però poi bisogna fare i conti anche con il portafoglio a un certo punto. Certo, infatti ha ben detto Stefano Gnesato, il nostro delegato provinciale di Verona, perché questi dati sono assolutamente certi. È chiaro che tutte le utenze, ci sono dei costi fissi, che questi chiaramente sono rimasti sulle spalle dei gestori delle ASD, e per un periodo non breve, un periodo molto lungo, e questo veramente ha messo in ginocchio, letteralmente in ginocchio, queste strutture. Quindi ecco, qui è necessario che ci sia veramente una unione, un'attenzione
perché alla fine, lo ripeto, l'importanza e il valore che ha lo sport nella crescita non solo giovanile ma di tutta la società non può essere trascurato. Quindi noi siamo molto positivi, però insomma poi tra l'essere positivi e vedere i riscontri, ecco, ne passa un pochettino in mezzo. Comunque insomma la speranza c'è. Un'ultimissima proprio riflessione sulla FISE, la Federazione Italiana Sport Equestri, di cui lei è presidente regionale, insomma una federazione che mantiene comunque i numeri e un interesse nei confronti di questo sport che magari cresce, vista anche la possibilità di svolgerlo all'aria aperta. Sì, i dati già dall'inizio dell'anno hanno evidenziato una impennata delle richieste, cioè le nostre SD sono circa 155 attualmente nel territorio veneto, con più di 13.000 tesserati associati, hanno registrato un'impennata, vuoi perché appunto essendo all'aria aperta ed essendo praticamente rimaste quasi sempre aperte, insomma un periodo di chiusura lunghi non ne abbiamo avuti, quindi un po' per questo, un po' perché comunque credo che tutte le attività che siano all'aria aperta, a contatto con la natura, con gli animali, abbiano una valenza sicuramente maggiore rispetto a tante altre attività, vuoi forse perché era una delle poche che era consentito effettuare, insomma per questo insieme di elementi sicuramente i numeri sono aumentati. Devo anche evidenziare che questa disciplina è l'unica di tutte le federazioni che ha a che fare con un essere vivente, quindi ha già di per sé una peculiarità che la distingue nettamente da tutte le altre attività, e quindi con quelli che sono poi gli effetti benefici noti anche nella letteratura scientifica del rapporto uomo-cavallo, i benefici dell'attività riabilitativa equestre sia da un punto di vista fisico ma anche da un punto di vista psicoemotivo. E quindi insomma io ne approfitto per invitare tutti a fare un salto a trovare questi straordinari animali. Grazie dell'invito. Assolutamente sì, tra l'altro bisognerebbe parlarne, bisognerebbe insomma fare un'intervista solamente su questo, secondo me, perché ce n'è davvero da dire tanto, quindi insomma sicuramente avremo modo di risentirci. Clara, intanto noi la ringraziamo, grazie per essere stata nostra ospite e alla prossima allora. Grazie a voi per l'invito e per l'ottima iniziativa. Grazie ancora, buon lavoro. Grazie, arrivederci.